Silvio Lena del SUN, un movimento che è sorto proprio perché intende arrivare ad un nord libero, però visto i risultati, insomma, non è che ha molti interessi a questo punto. No, non entra più nessuno, ormai penso che il nord ormai va bene che paghi i debiti degli altri, quindi penso che ormai sia una battaglia persa. Questo è quanto sta accadendo in seno al Movimento 5 Stelle. Tra le altre cose, quello che dicevo prima all'inizio poi, è che c'è questo tam tam sulla rete di una convocazione a Roma di tutti i fedelissimi al Movimento 5 Stelle per ovviamente osannare il leader Beppe Grillo e per osannare quanti rimarranno all'interno del Movimento 5 Stelle e demonizzare ovviamente i dissidenti. Beh, credo che ormai Grillo abbia capito cos'è la politica vera. Penso che ormai Grillo sappia che non è facile controllare tante teste e fare in modo che rispettino un po' le regole. E io sono uno di quelli che quando ho deciso di uscire dalla Lega ho detto non vado né nel PDL né nel PD né nessun'altra parte, ho detto ci metto la mia faccia e quindi ho creato un movimento politico mio personale. Insieme alla mia compagna ci siamo dimessi dalla Lega Nord, dimessi dal comune che avevamo delle poltrone in comune e abbiamo iniziato a lavorare. Per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle io abolirei il gruppo misti per legge. Il gruppo misti li eliminerei per legge, perché non si può prendere per i fondelli i cittadini. Se il cittadino ti vota in quel movimento, tu rimani in quel movimento. Sai cos'è che bisognerebbe fare? Non tanto eliminare il gruppo misto, ma fare, il gruppo misto lo si fa per una semplice ragione. Bisogna avere un numero minimo per dar vita a un gruppo, ovvio, che sono 20 persone. Se tu non hai minimo 20 persone, devi per forza entrare nel gruppo misto. In consiglio regionale bisogna essere in 3. Infatti. Quanti magari vengono eletti, non puoi fare il gruppo della Volkspartei o fare un gruppo quando siete eletti in 3 o in 4, è ovvio che fanno questo gruppo misto. Bisognerebbe invece fare una legge, perché anche se io mi dimetto comunque dalla Camera o dal Senato, i colleghi proprio per rabbia non accetteranno mai le mie dimissioni. Per forza. E io continuo a rimanere lì, perché così accade. Se io invece faccio una legge in cui dico il vincolo di mandato, come dice la Costituzione, cambiamo il tutto, quindi se io vengo eletto con il SUN al Parlamento e il giorno dopo decido di mandare a quel paese Lena per approdare in un altro partito o perché ricevo magari un assegno da 1 milione di euro, allora hai capito? Allora c'è una legge che dice amico, sei uscito, è entrato col SUN o rimani col SUN o te ne torni a casa. E questo è un po'... Sempre la democrazia sarebbe questa in teoria, no? Silvio Lena, per chiudere brevemente, so che siete contro una rotonda. Siamo contro la rotonda della SME, lì sono 511.000 euro stanziati dalla regione per creare una rotonda dove i 2/3 vanno sul Meduna, quindi Meduna Esonda, a quel punto lì sempre, e sono soldi inutili perché poi sicuramente raddoppierà il prezzo. Lì basta una bella curva ben fatta, lo dice un camionista, quindi so di quello che sto dicendo, e soldi che comunque Cordenons avrebbe bisogno di mettere sulle strade che sono disastrate praticamente. Silvio Lena, SUN, grazie per essere stato qui con noi.